L'ordinanza del presidente della regione Zaia, che chiude le scuole superiori fino al 31 gennaio, è arrivata quando i prefetti avevano già inviato agli uffici scolastici provinciali i piani per la ripartenza della didattica in presenza, prima al 50%, poi al 75%. Questa naturalmente ordinanza ribalta un po', naturalmente era un po' nell'aria, quindi in un certo modo ce l'aspettavamo, per cui abbiamo sospeso per il momento il piano prefettizio, quindi il documento del prefetto, in quanto saranno tutti a casa al 100% a fare didattica a distanza. Orari, trasporto scolastico, steward anti-assembramento. Ancora una volta le scuole superiori si ritrovano a cambiare bruscamente direzione, ma il quadro epidemiologico, spiega Sardella, preoccupa anche i dirigenti. Da un lato dispiace il fatto che non si possa garantire a questi ragazzi un rientro a scuola, dall'altro forse anche per i dirigenti scolastici è stato anche un sollievo più che altro legato alla situazione dei contagi che non accenna a diminuire. Studenti che patiscono anche dal punto di vista psicologico la situazione. Non è tanto, come ho sempre detto, l'aspetto dell'apprendimento quanto l'aspetto relazionale, cioè sono ragazzi che si stanno sempre più chiudendo in loro stessi, quindi anche fanno fatica ad uscire, purtroppo in un periodo anche della vita, soprattutto adolescenziale, dove invece la socialità è fondamentale per la crescita. Proprio ai ragazzi si rivolge Sardella chiedendo loro di continuare a impegnarsi. Vorrei dire di impegnarsi e di non sottovalutare questo periodo che è importante perché comunque segnerà la loro formazione, la loro personalità.